Potrebbe essere Carmelina Volpe Agrigentini il commissario straordinario a cui affidare la gestione del Consiglio del Parco Archeologico della Valle dei Templi. La scelta spetterà all'assessore regionale ai beni culturali Aurora Notarianni, che proprio ieri ha revocato il precedente decreto di nomina dei componenti dell'organismo firmato dal predecessore Carlo Vermiglio nel luglio dello scorso anno. La motivazione: il decreto valutato non in linea con la legge finanziaria della regione. Notarianni avrebbe rilevato come il provvedimento, che individuava nella persona di Bernardo Campo il nuovo presidente e soprattutto relegava il sindaco di Agrigento ad una mera presenza di facciata, limitando lo stesso ad un voto consultivo, risultasse in contrasto con un documento precedente. In particolare è stato chiamato in causa l'articolo 62 della legge finanziaria della regione del 2015. Il comma B farebbe riferimento al sindaco del comune di Agrigento quale componente del consiglio. Un passaggio non tenuto in debita considerazione, provocando, come si ricorderà, reazioni piuttosto furiose da parte di Palazzo dei Giganti, che all'epoca parlò di ennesimo scippo ai danni della comunità agrigentina. Firetto non restò con le mani in mano e oggi il sindaco esulta e dice giustizia fatta. Ma secondo fonti bene informate non sarebbe tutto così liscio e lineare. C'è chi parla di forzatura perché sull'argomento ci sarebbe una circostanziata relazione del Dipartimento dei Beni Culturali all'Avvocatura sulle motivazioni che obbligano l'applicazione del decreto di riduzione del Consiglio. Staremo a vedere. Intanto Firetto, che annuncia la volontà di ritirare il ricorso al TAR, commenta: questo provvedimento dal punto di vista sostanziale ristabilisce il concetto di competenza e rappresentatività del Consiglio del Parco, laddove è prevista la presenza con diritto di voto al sindaco. La città torna ad essere presente e le attività del parco tornano ad essere comprese in una logica di promozione e di sviluppo del territorio. Sono ancora le parole del sindaco di Agrigento. La retromarcia porterà con sé comunque inevitabili effetti, come il sicuro annullamento di quanto finora deliberato, progetti, proposte di convenzione, iniziative a volte anche riconosciute come di utilità pubblica, quale ad esempio la realizzazione con i fondi del parco di interventi di manutenzione nell'area di Bonamorone.